Allora Redux è venuto dalle ultime conversazioni con mio babbo, che era un vecchio che sta morendo, che cerca di lasciare alla nuova generazione i suoi pensieri, no? E questo che è divertente è che ora credo che non sia sufficiente né per i giovani né per i vecchi, da soli nessuno può farla questa cosa, per cui c'è proprio bisogno di mettere insieme la voce della vecchia della generazione, la voce della nuova generazione, la voce delle donne, la voce degli uomini, la voce di tutte le diverse culture, c'è un bisogno di mettere tutti insieme. Allora Redux era questa cosa, cioè far parlare il vecchio che ha questa esperienza di vita, e te da quella devi andare avanti con la nuova esperienza di vita. Allora dare forza al vecchio, dare forza al giovane. E è stato un modo di prendere un libro molto bello in cui proprio ci sono le ultime riflessioni di uno che sta per andarsene dalla terra, cosa lascia, cosa di più prezioso, e ridurlo così che c'è solo la roba essenziale, perché ormai non abbiamo tempo, no? Però invece di fare un fumetto, 200 pagine con la roba essenziale che qualcuno che vuole passare. E ora bisogna cogliere le idee e passare all'azione.